sorella di Aldo Ercolano, e tra l'altro Aldo Ercolano stesso viene definito dalla dipendente Quattropani, viene definita collaboratore tecnico del gestore della società, pur non avendo egli nessun titolo. Viene frequentata quindi anche dall'Ercolano Maria, la quale trasmette fax all'interno del locale commerciale, pone in vendita alcuni prodotti della profumeria Templum per un rilancio di alcuni prodotti, quindi come regalo per chi acquista una merce superiore a un dato importo, e quindi si rendono veramente i trascinatori e coloro che effettuano, diciamo, le scelte strategiche del gruppo Super S. Il locale viene frequentato inoltre dal Minniti Teodoro e da Santa Paola Vincenzo, figlio di Santa Paola Benedetto, e acquista nel frattempo i locali dove poi appunto la compagnia di Acireale farà irruzione, che loro giustificano come locali che sono dei grossissimi capannoni, come un polmone di un grosso magazzino dove appunto rifornire di merce i 5 diciamo, punti vendita della Super S. Poi la compagnia di Acireale scoprirà di che tipo di merce effettivamente si tratta. Il caponnetto nel frattempo, ormai elemento che viene gestito a sua volta dal clan, fa acquisire alla figlia la maggioranza del pacchetto azionario Presidente, scusi se mi scusa anche il test per l'interruzione. Io mi rendo conto che delle volte è impossibile non fare commenti rispetto ai fatti, perché è impossibile scinderli. Però clan è un giudizio che credo che al test non competa. Il test faccia riferimento a singole persone e si ha ad aggiungere quali sono le sue ipotesi investigative. Clan con un certo nome e cognome, non crediamo che il test in questa sede si possa consentire questo tipo di giudizio. Se lei, Presidente, vuole invitare il test ad attenersi a fatti, ad evitare giudizi e apprezzamenti che non le pertengono, io credo che farebbe cosa giusta nel rispetto del codice. L'osservazione dell'avvocato, come lei sa, è fondata su quella norma che vieta al test di fare giudizi, di esprimere giudizi, quindi lei si attenga per quanto possibile a questa raccomandazione. Prosegua. Inoltre, a rafforzare l'ipotesi investigativa che il clan gestisse effettivamente il test. Chiedo scusa, Presidente, no, basta così, basta così, dopodiché vedremo quello che se ne dovrà fare delle dichiarazioni del test. Presidente, per favore, tutti quanti seduti e in silenzio. Ma io non mi sono alzato, infatti, Presidente. Ecco. Allora, disattivi il microfono. Io posso stare alzato. Se deve prendere la parola sì, altrimenti no. Cioè, per ora stavo parlando, o deve passare alla domanda successiva? Oh, io posso anche Mi scuso. Credevo che stesse proseguendo il test per ora, se lo ritiene. Mi era sfuggito di dire prima che tra la documentazione rinvenuta nella perquisizione, nel taccuino del caponnetto vengono rinvenuti alcuni numeri telefonici, tra i quali quello di Galeo Eugenio, poi ritroveremo in una irruzione di cui parlerò successivamente, l'attuale latitante Nania Antonino, di Stefano Concetto, marito di Ercolano Maria, numeri di telefono che evidentemente appunto erano nell'agenda personale del caponnetto, che ripeto era colui che formalmente gestiva la società.
frattempo, mentre va avanti l'azienda, si dimettono 2 professionisti che facevano parte della società e si dimettono formalmente come per impegni professionali, ma effettivamente avemmo modo di accertare che non fu possibile determinarne la vera causa. 2 professionisti che furono sostituiti dal Caserta e dal Carastro. Geometra Carastro, che è colui che già dall'87 era deputato dalla ditta della Super S a fare dei lavori di ristrutturazione nelle sedi nuove acquistate da parte della stessa società. Ed in particolare mi era sfuggito di dire che quando l'allora Sival acquista i locali in via Sgroppillo, tramite il geometra Carastro fa eseguire i lavori alla ditta Mangion, il cui responsabile, Mangion Giuseppe, è titolare appunto dell'omonima impresa edile, e appunto famiglia notoriamente affiliata al Clan Santa Paola. Lei deve stare zitto, per favore. Lei deve intervenire dopo. Mentre parla il teste deve ascoltare, fare tesoro di quello che dice il teste, fare le sue riflessioni, successivamente sarà ammesso a fare tutte le sue considerazioni, tutte quelle che vorrà fare. Mentre parla il teste deve stare zitto. Prego? Non glielo posso consentire, signor Santa Paola. Lei in questo momento deve stare zitto, se no devo licenziare il teste, cioè lo devo licenziare, devo sospendere la testimonianza, devo fare appartare il teste, devo fare venire qui lei e farlo parlare. Questo è il punto. Allora andiamo avanti. Elementi che rafforzarono ulteriormente la tesi investigativa che si portava avanti avvennero nel momento in cui la società, a un certo dato momento, incominciò stranamente ad avere un tracollo. Il caponnetto fu costretto quindi a vendere tutti i punti vendita tranne quello di via Sgroppillo e a dargli manforte per far fronte ai debiti ammontanti ormai a 450 milioni furono dei prestiti che gli consentirono di avere degli scoperti alla Banca Commerciale e alla Banca Popolare, dei prestiti avuti da Minniti Giuseppe, Baldanza Roberto e dallo stesso geometra Carastro. Minniti Giuseppe, fratello della moglie del Santa Paola, e Baldanza Roberto, nipote della moglie del Santa Paola. A un certo punto, siamo sempre nel 92 e quindi pochi mesi prima che la compagnia dei cereali interrompesse l'illecita attività condotta all'interno della Super S, entrano a far parte della stessa società Mirenna Giuseppe e Suriale Eugenio, che acquistano delle azioni e quindi diventano compartecipi. È proprio il Mirenna che si occupa del ripristino del capannone in Aci Sant'Antonio e ormai di fatto, avendo ormai estromesso di fatto il caponnetto, cosa che verrà acclarata oggettivamente dalle dichiarazioni rese dalla figlia del caponnetto all'indomani dell'arresto del padre, il Mirenna fa in modo di far entrare nella gestione materiale come dipendenti all'interno della Super S il Di Bella e i fratelli Papaleo. Quando i carabinieri il 22 settembre fanno irruzione appunto in Aci Sant'Antonio, trovano un ingentissimo quantitativo di merce rubata, frutto di rapine ai tir, e stranamente
qualche giorno dopo, l'Ercolano Aldo stesso chiede a uno dei dipendenti cosa è successo e alla risposta: i carabinieri hanno sequestrato tutto, va via. Qualche tempo dopo, poco meno di un mese dopo, una telefonata anonima ci informa che in una sede di una società di pubblicità, Liga Publicitas, avremmo potuto trovare Santa Paola Benedetto, all'epoca latitante. Facciamo irruzione e nei locali dove appunto indicati dalla persona che ci aveva informati anonima telefonicamente, vi ritroviamo Ercolano Aldo, Licciardello Giuseppe, il responsabile della società, Santocono Carmelo e Galeo Eugenio, che era il nome di cui ho riferito prima, presente nella rubrica del caponnetto, la rubrica telefonica personale del caponnetto. La figlia del caponnetto, dicevo prima, nel momento in cui viene sentita nella specifica domanda di indicare chi sono gli effettivi, cioè di indicare chi effettivamente gestiva quella merce e quei locali, ammette di non conoscere chi erano effettivamente i materiali gestori, al di fuori del padre, che formalmente ne risultava essere, i materiali gestori della società. Questo. Capitano, lei poc'anzi ha menzionato il cognome Rapisarda, a proposito delle fotografie, se mal non ricordo. Sa dire il nome del Rapisarda? Credo si chiami Roberto. Voi avete svolto attività investigative particolari sul Rapisarda Roberto? Sapevamo che era un personaggio vicino al clan, ma sinceramente in questo momento non ricordo. È sicuro del nome del Rapisarda? Dovrei consultare se il Presidente autorizza. Se ci dice che cosa Il rapporto a sua firma, Presidente. Si tratta del rapporto della notizia di reato redatta da lei? Può consultare. Salvatore. Lei durante la sua deposizione ha parlato del garage di Viale Ionio. Lei o i suoi uomini o comunque i carabinieri del nucleo operativo avete svolto attività investigative che riguardassero quel garage? Personalmente no, però so che in passato il nucleo aveva svolto degli accertamenti anche. Ricorda se altre forze di polizia in quell'arco temporale svolgessero attività di indagini? La Polizia di Stato sicuramente. Questo a voi come risulta? E dalla conoscenza dello scambio informativo che c'era tra le forze di polizia. Voi avete fatto accertamenti in merito alla provenienza della merce rinvenuta nei depositi di cui parlava poc'anzi, capitano? I carabinieri di Acireale stabilirono che si trattava di merce rapinata, frutto di alcune rapine ai tir effettuate nelle zone, insomma. Avete fatto accertamenti circa l'attività e gli effettivi gestori della società Liga Publicitas? La Liga Publicitas formalmente l'attività era svolta dal Licciardello, dall'avvocato Licciardello, che ucciso.
Capitano, con riferimento proprio alla irruzione fatta nell'ufficio del cosiddetto avvocato Licciardello, lei ricorda esattamente chi furono i personaggi controllati? Sì, e ricordo anche un episodio particolare che successe poco dopo la nostra irruzione all'interno dei locali della Liga Publicitas. Intanto furono identificati alla fine dell'operazione appunto Ercolano Aldo e Licciardello il responsabile, Licciardello Giuseppe, Calì Basilio, Sant'Ocono Carmelo e Galea Eugenio, di cui abbiamo parlato prima. E fu proprio quest'ultimo, Galea Eugenio, che soggiunse in un secondo momento, quando noi eravamo già all'interno degli uffici della Liga Publicitas, ad un carabiniere che era di guardia sull'uscio della porta in abiti simulati e con una pistola in evidenza, perché avevamo tolto i giubbetti dopo l'irruzione. Non essendosi accorto che era un rappresentante delle forze dell'ordine, gli diede un po' di pacche sulla spalla e disse: ciao, come stai? Al momento in cui il carabiniere si presentò quale appunto agente delle forze dell'ordine, ebbe un gesto di stizza e si fece identificare. Lei ricorda, se lo ricorda, di altri controlli effettuati su questi personaggi in altre occasioni, se lo ricorda? In questo momento non lo ricordo. Con riferimento ad un altro tema di cui ci dobbiamo occupare, cioè la cattura di Aldo Ercolano, vuole riferire alla Corte quali sono stati gli spunti iniziali per individuare la località e comunque per individuare gli spostamenti dell'Ercolano? Sì. Diciamo che sostanzialmente furono le intercettazioni telefoniche che ci permisero a un dato momento dell'indagine per la cattura di Aldo Ercolano di individuare la località dove si dovevano portare alcuni personaggi che gestivano un po' la latitanza dell'Ercolano in Desenzano del Garda in un andato giorno. Ci consentirono di predisporre dei servizi di pedinamento, benché noi sapessimo già il luogo dove questi personaggi si sarebbero recati, e il tutto partì nell'esecuzione del pedinamento dall'abitazione del Marsiglione Francesco, che avendo già il telefono sotto controllo, appunto noi sapemmo la notizia e quindi alcuni elementi del nucleo si posero sotto casa e di lì ci dettero l'avvio dell'autovettura della famiglia e io con un allora brigadiere e un appuntato eravamo in attesa a Villa San Giovanni, in attesa di agganciare questa autovettura per poter proseguire il pedinamento. Pedinamento che ci consentì, iniziò verso le 21 da parte nostra, a Villa San Giovanni, ci consentì di poter acclarare già in Calabria che a questa autovettura dove prendeva posto il Marsiglione Francesco se n'era aggiunta un'altra di cui non potemmo identificare subito gli occupanti perché appunto era sera. Il pedinamento ci portò sino all'uscita a Genova Aeroporto della tangenziale la mattina successiva. Di lì, poiché c'era traffico sulla tangenziale e l'autovettura ormai, mentre di notte è più facile poter effettuare un pedinamento anche con una sola autovettura, di giorno chiaramente
ci fece porre il problema di non bruciare, tra virgolette, il servizio, ma poiché sapevamo la meta finale di lasciare la macchina girare, svoltare all'uscita da Genova Aeroporto del raccordo, e così anticipammo, diciamo, l'autostrada verso Desenzano. Arrivati a Desenzano, il servizio proseguiva con un'altra squadra che nel frattempo era giunta sul posto, fin quando ci accorgemmo, il servizio proseguiva con una macchina a turno che sostava all'uscita di Desenzano dall'autostrada per verificare effettivamente quando e dove arrivassero le autovetture. Ci consentì di appurare che le 2 autovetture, che invece poi divennero 3, ci consentì di appurare che gli occupanti delle 3 autovetture presero posto a un albergo sul lago, l'Hotel International credo, dove poi il servizio proseguì e ci consentì appunto la cattura di Ercolano Aldo e il fermo in esecuzione dell'ordinanza della Procura distrettuale di Catania di altre 3 persone. Quali erano queste 3 persone? E Marsiglione Francesco, che abbiamo già detto prima, Arcidiacono e Tringale. Ecco, ricorda se cioè come il Marsiglione era stato posto alla vostra attenzione? Dunque, sostanzialmente 2 furono i motivi alla base del fatto che noi attenzionassimo il Marsiglione Francesco. Innanzitutto le dichiarazioni del collaboratore Viola Francesco, che ce lo indicava come elemento molto vicino all'Ercolano Aldo, e in secondo luogo da un appunto di controllo venimmo a conoscenza, effettuando i riscontri del collaboratore, che effettivamente il Marsiglione poteva essere un elemento molto vicino, in quanto controllato con un altro affiato del clan Santa Paola, Santo Battaglia, e quindi iniziamo le indagini che non ci consentirono di porre subito il telefono sotto controllo del Marsiglione Francesco, in quanto non intestato né a lui né alla moglie, ma arrivammo a lui anche tramite il fratello Marsiglione Riccardo, quindi potemmo porre dopo poco anche il telefono di Marsiglione Francesco sotto controllo. Può riferire alla Corte quale fu la documentazione della quale era in possesso l'Ercolano al momento dell'arresto? Cioè documentazione, che tipo di documenti aveva al momento dell'arresto? Sì, aveva un passaporto con, se non ricordo male, un visto del Sudafrica. Quindi noi ricostruimmo, avevamo modo di ricostruire che effettivamente l'Ercolano poteva provenire dal Sudafrica a Genova, visto che le 2 macchine che noi stavamo pedinando uscirono al casello di Genova Aeroporto, poteva provenire in aereo dal Sudafrica. E per quanto riguarda la foto e il nome indicato sul passaporto? Non ricordo questo particolare. Cioè, ricorda se era a chi era intestato o comunque... No, chiaramente non a lui, insomma. Ecco, si trattava di un personaggio vivente? No, appurammo poi che si trattava di persona deceduta, credo addirittura in tenera età, credo per incidente stradale, adesso non ricordo. I dati erano esattamente corrispondenti a una persona all'anagrafe di Catania risultata deceduta. Comunque, se vuole consultare gli atti può consultarli, se ha indicazioni con riferimento al nome sulla base di atti a sua firma lo può fare. Se ce ce l'ho, li ha. ma non ce l'ho qui. No, ho capito, vabbè, non ha importanza. Non ci sono altre domande, Presidente? Sì, Presidente. Signor Capitano, lei ci ha detto che arrivaste al Marsiglione tramite le dichiarazioni di un collaborante.
Viola Francesco, si ricorda il periodo di queste dichiarazioni? Poco tempo prima in cui iniziamo il servizio. È possibile che fosse il settembre 93? Dunque, per quanto riguarda la verbalizzazione, adesso non le so dire. Comunque vi ricordo benissimo che fu il Viola a indicarci il Marsiglione del personaggio da attenzionare. Ma il Viola... non potevamo noi, perché agli atti nostri non risultava un'indicazione precisa in questo senso. La fonte fu lui decisamente corroborata da quel controllo. Ma mi dica una cosa, il Viola fu interrogato da lei personalmente o comunque lei era presente all'interrogatorio del Viola? Sì, credo di sì. In quell'occasione il Viola fece qualche altro nome di persona vicina all'Aldo Ercolano? Non ricordo. Quando ha sentito la prima volta il nome di arcidiacono? Adesso non ricordo se arcidiacono, elemento comunque da sempre noi dagli atti nostri, tenuto vicino comunque al clan Santa Paola, elemento del clan Santa Paola. E non ricordo se nell'occasione delle investigazioni emerse dalle intercettazioni telefoniche perciò fu posta l'utenza sotto controllo, oppure se era già una cosa acquisita per cui la sua intercettazione partì insieme alle altre. Quindi anche il telefono di arcidiacono era sotto controllo? Mi sembra di sì. Lei ricorda se l'arcidiacono svolgeva un'attività professionale, un'attività lavorativa? Dalle indagini svolte? Lui personalmente no. La convivente credo avesse interesse in un'attività commerciale. E ci può dire quale? Credo in grosso abbigliamento. La convivente di arcidiacono? Credo di sì. Credo si chiamasse Luisa Esposto. Adesso. Convivente o moglie? Non risultava convivente. Non le risultò che arcidiacono facesse parte di una società? Non le ricordo. Lei ha avuto conoscenza di dichiarazioni di altri collaboranti oltre quella di Viola? Diretta cognizione non credo, ma comunque emergeva già da prima del fermo un contatto tra il Marsiglione e l'arcidiacono, un contatto telefonico e con conversazioni registrate. Ma sulle intercettazioni fatte sul telefono dell'arcidiacono o sul telefono del Marsiglione? Non ricordo, se vuole posso trovare la telefonata. Non ha importanza. Lei ha sentito che il collaborante Samperi avesse mai fatto il nome di arcidiacono? Non è stato gestito alla... Ma comunque ne fu informato? Non ricordo adesso. Lei non ricorda. Comunque il Samperi a lei risulta comunque per altra via se aveva mai fatto il nome di arcidiacono? Non ricordo, ripeto. Non siamo proprio trattato all'anno. Il Viola, quando parlò del Marsiglione come persona vicina ad Aldo Ercolano, riferì delle altre circostanze relative al Marsiglione e se lei ricorda all'arcidiacono in quella occasione? Sì, credo di sì. Facesse riferimento anche alle attività economiche, soprattutto dell'arcidiacono. Allora forse se si sforza può ricordare che tipo di attività economica fosse? No, non ricordo. Il nome Mafra le ricorda qualcosa? Prego? Mafra. Mafa. Frama, forse. No, Mafa. No.
Mentre il nome che ha detto lei le ricorda qualcosa? Sì, forse credo che ci fosse un aggiustamento, posso consultare. Da parte di chi? Devo consultarla. Sì, prego, faccio. Un momento. Sì, la data di inviamento Fragman. Come? Fragman. Sì, era in proprietà con la convivente. Ma di chi? Di Marsiglione o di Arcidiacono? Appunto perché Sì. mi pare che lei stia confondendo i due nomi. Di Marsiglione. Ho capito. Un'altra domanda. Fu istituita una squadra speciale per la cattura di Aldo Ercolano? Sì. Lei la comandava? Sì. E appunto nell'ambito di queste indagini proprio per catturare Ercolano Aldo, quali furono le persone che furono attenzionate maggiormente e da quale periodo in poi? Lei quando ricevette questo incarico? Ecco, andiamo da qui. Non si trattava di un incarico. Lei ci ha detto Io che... ero responsabile nel senso che l'operativo non trattava soltanto della cattura di Aldo Ercolano. Sì, certamente, però lei ci ha detto che fu istituita una squadra speciale proprio al cui comando fu posto lei. Come responsabile. Sì, per carità, certo. Ricorda quando incominciarono queste attività di indagine per la cattura? Il periodo all'incirca, non certamente il giorno. Qualche mese prima, perché furono fatti servizi di appiattamento in diverse parti, in diversi siti, per conoscere i personaggi familiari. Capisco che è problematico ricostruire temporalmente. Cerchiamo di sforzarci. Prima o dopo aver sentito il viola? No, non so ricollegare gli episodi, penso dopo. Quindi l'input partì dalle dichiarazioni del viola? O dalle dichiarazioni di Samperi? Il discorso è questo. Col Viola Francesco ci furono dei contatti pregressi che isolano un po' dalla verbalizzazione effettuata con la presenza dell'autorità giudiziaria, per cui la notizia che il Marsiglione effettivamente poteva essere un personaggio che era vicino all'Aldo Ercolano, se non ricordo male, mi fu riferita a me, credo personalmente, in un periodo precedentemente a quello che poi fu la verbalizzazione del magistrato. Quindi, anche perché noi come collaboratori di giustizia abbiamo dei contatti diciamo logistici che esulano dai contatti giudiziari. L'aiuto a ricordare la verbalizzazione del settembre 93. Quindi all'incirca dovrebbe essere qualche mese prima, probabilmente nel luglio 93, cominciò questa indagine relativa al Marsiglione. Se lei ha detto qualche mese prima la verbalizzazione delle dichiarazioni di Viola, forse ho capito male io. Allora spieghi meglio. Non so se partì esattamente dalla verbalizzazione, ma comunque sicuramente dal Viola Francesco, che lo disse a me. Non so se nell'occasione lo riconfermò davanti al magistrato o se lo disse anche un po' di tempo prima, questo fatto che il Marsiglione era molto vicino. Bene,
E ora, se lei ricorda, in quell'occasione, oltre il Marsiglione, le fu indicata qualche altra persona come vicina all'Alto Alcolano? Quel verbale? Sto dicendo nel colloquio investigativo che lei ha avuto, prima della verbalizzazione, lei così ha detto. Lei ricorda se fu indicato qualche altro nome? Insistesse sul Marsiglione. Le fece il nome di arcidiacono? Anche, credo di sì. E allora ritengo che da quel momento l'attenzione vostra fu sia per Marsiglione sia per arcidiacono. Devo dire, da come me la sottopose, soprattutto sul Marsiglione. Quindi non svolgeste alcuna indagine su arcidiacono? Cioè non fu posto sotto controllo il telefono? Fu anche attenzionato l'arcidiacono. E che cosa è emerso da questa indagine, da questa attenzione su arcidiacono? Sono emersi contatti tra il Marsiglione e l'arcidiacono, contatti registrati in intercettazioni telefoniche. E tra arcidiacono e altri personaggi? Un momento per favore. Un momento. Può rispondere, può continuare. No, forse è bene che ripeta la domanda. Come vuole. La domanda era, a fini della verbalizzazione, la domanda era, oltre i contatti tra il Marsiglione e l'arcidiacono, da queste indagini svolte nei confronti dell'arcidiacono, cosa emerse di altro? Di penalmente rilevante, ovviamente. Veramente rilevante, perché effettivamente sia l'arcidiacono che il Marsiglione, rendendosi conto della persona che andavano a trovare, quindi a portare in vacanza, anche agli stessi parenti negarono l'esatta ubicazione della loro, il sito, la meta del loro viaggio. Tant'è vero che mi sembra una indicò alla sorella, la moglie del Marsiglione indicò alla sorella che andavano in Valle d'Aosta, e invece la moglie dell'arcidiacono indicò che andavano in Trentino, già comunque avendo detto che andavano a Desenzano del Garda. Quindi sì, forse non sono stato chiaro. Intendevo dire, emersero dei contatti dell'arcidiacono con personaggi equivoci, con personaggi che avevano precedenti penali, delle attività illecite. A quanto ricordo parla solo dell'arcidiacono? Solo dell'arcidiacono. Lei ha parlato di rapporti tra arcidiacono e Marsiglione. Sì. Io le ho fatto la domanda se arcidiacono aveva contatti con altri personaggi. A quanto ricordo no, di penalmente rilevante no, a quanto ricordo. Grazie. Un'ultima domanda. Lei ci ha detto che arrivati allo svincolo per l'aeroporto di Genova voi proseguiste per Desenzano perché tanto sapevate dove sarebbero andate le persone pedinate. Poi ha parlato dell'albergo Lido International. Come individuaste l'albergo dove si sarebbero recati le persone pedinate? Praticamente nel momento in cui noi precedemmo le auto, infatti siamo tornati a Genova, precedemmo loro verso Desenzano, altri uomini attendevano a Desenzano del Garda, erano arrivati qualche ora prima di noi perché erano andati direttamente da Catania e quindi potevo predisporre immediatamente un servizio all'uscita del casello di Desenzano. E mentre una macchina
noi avevamo già i tipi di macchina, quindi li sapevamo, poi c'era la macchina da Catania, quindi non si poteva sbagliare. Intercettammo sul lungolago queste autovetture e vedemmo che entravano appunto nell'Ivo International, nell'hotel International. Una precisazione: lei faceva parte dell'autovettura, occupava l'autovettura, diciamo, al casello dell'autostrada o No, ero sul lungolago. sul lungolago? Quindi fu avvertito via radio del passaggio di queste macchine e la seguiste. Lei ricorda se dalla intercettazione telefonica si parlava di un albergo con piscina per caso? Sì, e anche di costumi. Sì. Prego? E anche di costumi, avevano acquistato dei costumi. Ok, grazie. Posso, Presidente? Completare l'esame dell'avvocato Passanisi. Chi l'ha chiesto? Avvocato Russo. Marino, pensavo. Chi l'ha chiesto di eseguire? L'avvocato Fichera e l'avvocato... Se consente, avvocato Fichera, siccome... Capitano Spirito, lei, prima che avvenisse il controesame dell'avvocato Passanisi, rispondendo alle domande del pubblico ministero, ho sottolineato la frase della sua risposta a proposito delle maniere attraverso le quali eravate arrivati alla cattura di Ercolano. Ha risposto: abbiamo in qualche modo controllato i movimenti di persone che gestivano la latitanza, così ha usato questa espressione, gestivano, è così perché lo ha detto. Quando si riferisce a persone che gestivano la latitanza del signor Ercolano, alla luce delle risposte date all'avvocato Passanisi, esclude che fra costoro potesse esserci Arcidiacono. Prego spegnere la sigaretta in fondo. Sono stato chiaro? Diciamo che sostanzialmente l'Arcidiacono, oltre che andare lì a Desenzano a trovare il latitante e appunto a spiare, tra virgolette, l'esatta ubicazione del viaggio, l'esattamento del viaggio, con chiaramente del pericolo che poteva appunto essere intercettata la telefonata. No, non ci risulta che fece altro. Cioè, quando lei dice gestivano la latitanza, per quanto riguarda Arcidiacono, adesso mi sta chiarendo, se ho capito, che questa gestione avveniva attraverso lo sviamento nelle conversazioni telefoniche? No, allora, forse mi sono espresso. Sì, si è espresso male. Io le ripeto la domanda così forse si esprime meglio. Io le chiedo, Arcidiacono, insomma, cosa avete trovato su Arcidiacono da quando ha parlato il collaborante fino a quando poi è avvenuta la cattura, che vi inducesse a ritenere che gestisse la latitanza di Ercolano? E allora, mi scusi, non ammetto la domanda perché sul punto è stato chiarissimo il teste rispondendo alla domanda, ad analoga domanda dell'avvocato Passanisi. Ah, ho capito, Presidente. Per quanto riguarda ha ragione, lo ricordo. Per quanto riguarda il termine gestione, cioè l'ha usato lui, sì. Che ha usato il teste, sì. E sulla richiesta di chiarimento è stato altrettanto preciso. Ho capito. Quindi passiamo ad altre domande. Sì, grazie Presidente per l'indirizzo. Dunque, dicevamo, a proposito, lei riferiva di conversazioni intercettate a proposito sempre della cattura, quella che sarebbe stata poi la cattura dell'Aldo Ercolano, tra parenti Marsiglione e parenti di Arcidiacono. Si era confuso con Marsiglione o... perché io non ho capito bene, ha parlato di Arcidiacono come colui che aveva una convivente o una moglie che commerciava in abbigliamento. Adesso vuole chiarire. Sì, un attimino che ho sottolineato, Sì. se posso indicare anche la telefonata. Sì, lo gradirei.
Presidente, ritengo che le telefonate non le possa indicare perché non hanno fatto parte della perizia. Credo che la Corte abbia già risolto con un'ordinanza sul fatto che, fermo restando che può deporre sul fatto storico, eccetera, credo che sia così, no? Scusate, perché non hanno fatto parte delle perizie le telefonate? Non l'ho detto io, Presidente. Lo so. Non lo so. Per quanto riguarda, L'ho detto io, Presidente. per quanto riguarda le telefonate relative proprio a questo argomento, come pure ad altri argomenti, abbiamo rinunziato poi alla trascrizione e lo avevamo detto in una delle udienze precedenti. Così. Grazie. Oddio, mi è scappato il cuore. La mia memoria. No, è che faccio insisto. Lo so. La mia memoria. No. Sì. Allora, si tratta della telefonata del 24 marzo 1994, entrata sul telefono in uso al Marsiglione Francesco. Sì. La sorella della moglie del Marsiglione parla con la moglie del Marsiglione. Sì. E la moglie del Marsiglione riferisce alla sorella, dopo che già alle 8:20 della mattina aveva detto che andava a Desenzano. Signor Presidente, allora stiamo parlando del contenuto della telefonata, sostanzialmente. E mi pare che ciò non si possa. Sono io, Presidente. Avvocato Marino, no, si può fare, Avvocato Marino. Io penso si proprio... può fare, tanto più che noi abbiamo la telefonata. Voi quindi avete la telefonata, l'utilizzazione ma non è successiva... stata posta una perizia per stabilire, in ultimo anche fonicamente, a chi effettivamente appartengano queste telefonate, a chi si intestino, Perfetto. chi sono Voglio dire che se la quindi telefonata... come si fa a dire che il fratello, la sorella, la cognata, la zia, la nipote? Sembra che tutto ciò non possa avere ingresso. Comunque io ne faccio motivo di opposizione che viene rigettata per i motivi che abbiamo spiegato precedentemente, quindi può rispondere, può leggere la telefonata. Dicevo, la moglie della Cigliano riferisce alla sorella che andando sul Trentino e nel corso della conversazione Non ho sentito, la chiedo scusa. e nel corso della conversazione No, la parola il rigo la sorella, la moglie del Marsiglione riferisce Sì. alla sorella Sì. che andranno in Trentino Sì. dopo aver detto la telefonata delle 13:15 Eh. alle 8 di mattina aveva già detto che andavano a Desenzano parlando con la cognata. Sì. Ed inoltre aggiunge che si sente sottovoce Antonella, l'altra sorella, Sì. che dice ad Alba che i figli di Luisa Sì. gli avrebbero riferito che andavano in Valle d'Aosta. Luisa, appunto la moglie, convivente. Questa è Le chiedo scusa, capitano, lei era fra quelli, almeno così ci ha riferito un suo collega, è stato interrogato, è stato esaminato parecchio tempo addietro, lei faceva parte dell'operazione a Desenzano e il collega suo, mi pare che fosse Prestigiacomo o Demma, ha riferito che era con lei nei pressi di quel ristorante dove si sarebbe avviato il gruppo di turisti vacanzieri. Ora lei conferma di essere stato fra costoro? C'è una relazione di servizio, peraltro. Dunque, per la verità, nella zona pedonale di Desenzano, tra l'altro molto affollata in quel periodo, Certo. e la sera prima della cattura, tutte queste famiglie andarono in un locale pubblico. Io non andai né
Non andò? Non andai nel locale pubblico, anche perché temevamo di essere riconosciuto. Dove andò? Io ero nelle vicinanze, ma non ero proprio davanti al locale. Vabbè, io desidero sapere, Sì. era fra quelli che operarono il servizio di appostamento proprio per controllare costoro? Non o no? ero nelle vicinanze, il militare, che adesso non ricordo esattamente chi fosse, che seguì il gruppo di persone un po' più da vicino ma non troppo, era credo da solo, ma non c'ero, io ero più lontano. Vidi soltanto transitare le famiglie che entravano nella zona pedonale. Mi scusi, vede transitare le famiglie, cioè lontano ma non tanto da non poter distinguere che si trattasse di famiglie, cioè lei era in grado di sapere chi fossero costoro? Dunque, per la verità, il lungolago di sera non è illuminato nella parte del passeggio pedonale, è illuminata solo la statale, per cui nell'atto del loro transito non ebbi modo di vedere perché era buio. Ci fu qualcuno dei suoi colleghi che vide e le riferì? Sì, vi ho detto prima, e cosa le nel corso, nella zona pedonale di Desenzano, Sì. ci furono 1 o 2 militari, adesso non ricordo, che sempre a distanza e confusi fra la folla Ho capito. ci indicarono che c'era questo gruppo di Ho familiari, capito. ma non erano certi Cioè cosa della le... presenza. Quindi cosa le Notarono un gruppo di persone con bambini Sì. che entrava in un ristorante, che era una pizzeria. Allora, per essere ancora più semplice, anche se gli avevo già chiesto, cosa le riferirono su questi bambini, su questi turisti, cosa le dissero? Mi dissero che si trattava sicuramente perché nel momento in cui noi gli indicammo che dal lungolago entravano nel corso di Desenzano, lui li agganciò, ma non si poté portare troppo vicini ai nuclei familiari per poter identificare esattamente se chi era il latitante. Ho capito, finalmente, cioè non le dissero chi fossero, è così o no? Noi sapevamo. No, io le dico, lo so quello che sapevate, io le ho chiesto e lei credo che mi abbia risposto, io desideravo una sua conferma, non le dissero nominativamente chi fossero costoro, questo voglio dire. Non ricordo esattamente se fu identificato qualcuno di quelli. Dunque, allora io le ricordo, non è una contestazione perché non si tratta di contestazione, è una relazione di servizio che esiste agli atti del dibattimento e che la Corte può conoscere, anche se non la ricorda, anche se non ce l'ha presente. Allora, purtroppo non ce l'ho completa. Allora, il capitano Spirito, il brigadiere Prestigiacomo, gli appuntati di guardia per... Ecco, no, non l'ho persa, è qui. Ore 20:10, il brigadiere Prestigiacomo, unitamente all'appuntato Demma, notavano uscire, questa è una relazione a firma sua, notavano uscire dal predetto hotel il Marsiglione Francesco, unitamente alla moglie e ad altre 3 coppie, i quali venivano pedinati dall'appuntato guardo. Fra i predetti veniva riconosciuta Mangion Francesca e via dicendo. Ora, quando io ho fatto questa domanda sulla specifica possibilità e su chi avessero visto, il suo collega ha detto: io per la verità, ma c'era con me il capitano Spirito. Io le cito testualmente perché ho qui, sia pure in computer, la sintesi di quel verbale di dibattimento. Allora io le dico, io le chiedo, adesso lei, alla luce di questa relazione, innanzitutto, lei aveva mai visto in fotografia o di presenza il signor arcidiacono Francesco? Sì, credo di sì. In fotografia o di presenza? In fotografia. Di presenza mai. E in che occasione, lo ricorda, aveva visto la foto del signor arcidiacono Francesco? Un fotosegnalamento, credo. Come? Un fotosegnalamento, credo. Fotosegnalamento. Credo, sì.
Scusi, le risulta, apprende, comunque glielo dico io così può facilitare il suo ricordo, Arcidiacono a quel momento era incensurato, cosa intende con fotosegnalamento? Una fotografia, adesso non so se era una fotografia, se era un fotosegnalamento oppure una fotografia che gli fu scattata in uno dei servizi, adesso non ricordo. Servizi di che? Vi ho detto che all'inizio l'indagine, ripeto quello che ho già detto prima, iniziò anche con dei servizi di appiattamento e foto riproduzione in cui furono fotografati praticamente gran parte dei personaggi, compreso la moglie dell'Ercolano, i figli. E anche Arcidiacono? Credo di sì. Adesso non ricordo. Un'ultima cosa, è proprio sicuro, io ripeto, fino in fondo cerco di vagliare i ricordi del testimone per quanto è a lui possibile, lei ha un sacco di operazioni. Lei ha riferito che nelle conversazioni avete avuto una sorta di dritta, tra virgolette, per il fatto che si parlasse di piscina e di costume. Ne è sicuro? Non ho detto questo. Allora ho capito male, me lo vuole riferire? Ho capito male perché è stato proprio l'avvocato che mi ha ricordato se si parlava di piscina e io... E lei ha confermato? Nella telefonata si parlava di piscina e di acquisto di costumi. Non ho detto che è stata quella la dritta. No. Ha risposto all'avvocato. Allora le chiedo adesso, l'attesa all'albergo Lido International, in base a quali criteri è avvenuto? Dunque, ripeto, il servizio di attesa delle autovetture che dovevano raggiungere il Desenzano fu costituito da un'autovettura che sostava all'uscita del casello ed altra autovettura che era sulla strada del Lungolago, poiché in Desenzano gli alberghi sono siti sul Lungolago, non ci fu facile intercettare le macchine su attivazione dell'autovettura che era al casello di Desenzano e vedete che queste entravano al Lido International. Mi scusi, lei poco fa ha detto che in quel periodo, ma come è logico peraltro, c'era molta confusione a Desenzano e località turistica. Dico, quando esattamente vi accorgeste che le macchine, anziché essere 2, che erano state quelle pedinate per come lei ha riferito, fossero 3? Quando? In che momento? Precedentemente. Cioè? Anzi, credo fosse proprio il casello che ci accorgemmo che effettivamente le macchine erano 3. Quale casello? Il casello di Desenzano, si accorse la pattuglia che erano 3. Anche perché credo che tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, fosse il primo pomeriggio quando arrivavano. Sì. E quindi non c'era quasi nessuno per strada, lo ricordo bene. Capitano, le faccio rilevare che le relazioni di servizio non avete riferito che al casello di Desenzano non è detto assolutamente, e penso che nelle relazioni l'avreste riferito, che al casello di Desenzano si unisce la terza macchina. La relazione ce l'ho qua in mano, la può controllare, non c'è neanche l'appostamento, per la verità non si riferisce neanche di appostamento al casello, ma escludo categoricamente, perché ce l'ho sott'occhio, che abbiate detto in quell'occasione che le macchine fossero 3 o fossero divenute 3 in quel momento, e la relazione è precisa con gli orari, Dunque, che questo fatto fosse o meno riportato poi nella verbalizzazione credo che non sia per nulla rilevante, dal momento che, voglio dire, che ci siamo accorti prima, o 5 minuti dopo, o un quarto d'ora dopo, dico poi del resto, l'arresto ha confermato che si accompagnavano e come sono arrivati. Non ho altre domande, grazie. Posso, Presidente? Posso? Avvocato Fichera, sì. Senta, capitano, lei prima ha parlato di un tale Rapisarda Roberto, poi diventato Salvatore in seguito alla consultazione della CNR. Quale personaggio vicino al clan? Mi sa dire quali sono state le indagini che avete condotto per, farla arrivare a questa definizione? Dunque, non ricordo esattamente i particolari, ma risulta agli atti arma che questo fatto. Quale fatto? Il fatto che fosse vicino a Plaza. Ma io voglio sapere, vicino deve scaturire da qualche cosa. Quali sono le indagini per gli atti? Gli atti non li ricordo. Va bene. Senta, lei
Fra le persone che favorivano la latitanza di Ercolano o che gestivano, per usare il termine che ha usato lei, avete appurato qualcosa per quanto riguarda il Tringali? Il Tringali credo che lui o altra persona con la sua carta di credito abbia affittato una delle 3 macchine che poi furono rinvenute all'atto dell'arresto dell'Ercolano e poi era presente lì. Sì, senta, voi avete arrestato l'Ercolano Aldo in forza di un'ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa a suo carico. Nei confronti delle altre persone che avete poi, cioè le avete solo fermate o avevate un'ordinanza di custodia cautelare da eseguire? Avevate un'ordinanza di custodia cautelare? No, avevamo un'ordinanza di fermo, credo. Un fermo, avete operato un fermo. E senta... No, credo, se non ricordo male, potrei consultare gli atti, credo che il fermo era stato disposto dalla procura. Ma si trattava di un fermo? Sì, disposto dalla procura. Senta, oltre alle persone che sono state fermate, vi erano altre persone presenti? Familiari. Mi spiega perché non sono stati fermate anche le altre persone? Opposizione alla domanda, Presidente. Se il PM me la motiva per cognizione di tutti sarebbe una cosa gradita. Poc'anzi ha detto il capitano che hanno proceduto in base a un provvedimento di fermo. Appunto, Quindi non sono valutazioni che ha fatto il capitano che sì, d'accordo, però la domanda è ammissibile in sé. Vabbè, ha risposto il pubblico ministero. La domanda in quanto latitante e abbiamo dato esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria per gli altri 3. Senta, sa se... Scusa signor Presidente, quando l'autorità giudiziaria provvede e coordina le indagini e quindi aveva emesso dei provvedimenti di fermo, chiaramente non residuava in quel momento una potestà della polizia giudiziaria di operare autonomamente. Solo che era questa la risposta che ci si attendeva dal test, insomma, un'altra. A meno che, naturalmente, trattandosi di un controesame, una domanda di questo genere non fosse diretta ad altri fini. Quindi comunque, grazie Presidente. Sì. È stato intempestivo il mio intervento. Senta, sa se il Tringali aveva dei rapporti... Per favore, il fumatore nella cella in fondo a sinistra si astenga come me dal fumare. Grazie. Capitano, senta, sa se il Tringali aveva dei rapporti di parentela con la moglie del signor Aldo Ercolano? Dunque, credo che è stato possibile appurarlo solo successivamente. E un'altra cosa, il Tringali era per caso una persona nota al vostro ufficio? Cioè era una persona per i suoi precedenti giudiziari o in base a rivelazioni di alcuni collaboratori? No. Sa se il Tringali, avete svolto delle indagini per appurare poi in seguito se il Tringali era una persona dedito a un'attività lavorativa? Ripeto, noi abbiamo dato esecuzione del provvedimento della giudiziaria, non avevamo nessun obbligo né a quel punto nessuna motivazione, dando esecuzione al provvedimento si dà esecuzione e basta, tra l'altro non c'era nessuno scopo di approfondire nessuna indagine. Quindi non è neanche a conoscenza che il Tringali era incensurato e lo è tuttora? Ha risposto lei, avvocato. Io infatti ho chiesto se a conoscenza, no se era un dato oggettivo. No, non credo. Non ho altre domande. Avvocato Marino. Sì. Allora, signor Capitano, io ovviamente
difendo la posizione del signor Marsiglione, quindi ripeterò delle questioni già trattate sotto altro profilo e sotto altra angolazione. E cominciamo da un primo momento che a mio avviso deve essere approfondito. Lei ha detto precedentemente, rispondendo al controesame del collega Passanisi, che peraltro le sottolineava una data, il settembre 93, coincidente con le rivelazioni del Viola, e a questa domanda lei rispondeva di aver già saputo di una sorta di trade union tra il Marsiglione e l'Ercolano. Beh, insomma, lei si corregge sempre. Io non è che cerco la puntualità della virgola, però il senso mi pare che è questo, possiamo dire che è questo. Se il Viola me lo riferì prima oralmente e poi lo verbalizzavo, o fu all'epoca della verbalizzazione? Sì, ma veda, le pietre nei processi, va bene, sono le parole che si dicono, non si possono lasciare andare a cuor leggero. Specialmente un teste qualificato come lei, a mio avviso, ha il dovere di essere estremamente preciso. Faccia domande. Signor Pubblico Ministero, non voglio fare polemica, si cerca di ricostruire i fatti e quindi allora un po' di precisione io penso che sia nuovo. Mi scusi, Avvocato Marino, mi scusi. Allora. Sì, volevo aggiungere l'avvocato, non per giustificarmi. No, ma per carità. Ho gestito 28 collaboratori di giustizia con centinaia di verbalizzazioni e migliaia, va bene, di rapporti, quindi se mi sta chiedendo il verbale, la data, cosa ha detto, si è detto anche dell'arcidiavolo o dell'altro, no, scusi. Senta, lei purtroppo gestisce una serie quindi di pentiti e così via discorrendo, però io ne difendo uno. Per me occorrono certezze e penso che per la Corte vale lo stesso discorso, quindi certo che me ne dolgo, perché l'attendibilità passa attraverso la certezza. Se lei non dà delle cose certe, nessuno può arrivare a delle verità obiettive. Allora, torniamo... per favore, se ha finito la premessa, io voglio Marino. sapere una determinata cosa, voglio capire un determinato passaggio, quindi scusi. se quel passaggio non mi viene offerto... Se ha finito la premessa, attendiamo la domanda. Allora, sostanzialmente... Una nomina di sostituto, mi consenti? Una nomina di sostituto, mi devo allontanare. Prego. Scusi Presidente, dovendomi allontanare nomino sostituto processuale l'Avvocato Mirella Viscuso, grazie. Grazie a lei. Chiedo scusa al collega Marino. No, ma si immagini. Ora, sostanzialmente il discorso è questo. Per quello, vediamo se ho capito bene. Ecco, lei avrebbe detto prima che già da prima del settembre del 1993 lei ebbe a sapere anche da fonte informale per via del Viola di questa sorta di collaborazione, di vicinanza tra il signor Ercolano e il signor Marsiglione. Questo lo conferma o no? Oh, benissimo, quindi da questo punto possiamo partire. Una volta quindi appresa questa notizia, qual è stata la sua attività, le sue iniziative, quali sono state? Innanzitutto accertammo con il controllo del BTX che effettivamente controlli al BTX della banca dati delle forze di polizia, accertammo che il Marsiglione era stato controllato con Santo Battaglia, elemento del clan Santa Paola, per cui effettivamente ciò che fu detto dal Viola effettivamente aveva già qualche riscontro di base, per cui pertanto cominciamo a cercare il numero telefonico del Marsiglione. Questo quindi nell'agosto-settembre del 93? Sì, diciamo sì. Bene. Settembre, adesso non ricordo settembre. Cominciamo, cosa che non ci fu facile, per cui decidemmo, dopo qualche esitazione, intanto di cominciare col fratello, di lasciare il telefono di Marsiglione e Riccardo. Quale dei fratelli? Riccardo. Dopo un po' di tempo, quindi, arriviamo anche al telefono di Francesco.
Ecco, allora fermiamoci ad un attimo prima. Quando voi avete controllato Riccardo, il fratello, cosa avete scoperto? Cosa scopriste? Scopriste qualcosa di utile per le indagini o no? In merito alla cattura, le dice fare Ma lasci perdere la cattura, parliamo della personalità. C'è un certo Viola che le dice determinate cose, le dice che è vicino, che è così, che è colà, che poi non si è capito bene in che cosa consistesse questa vicinanza, ma in ogni caso ovviamente le indagini erano finalizzate a capire quale fosse un eventuale ruolo, mi pare di aver capito, no? È così? Le indagini erano mirate alla cattura del latitante Aldo Ercolano, però emersero, e di questo c'è una comunicazione di agenzia di reato, noi ritenevamo sufficienti elementi di colpevolezza in ordine ad un'associazione finalizzata... Sì, ma lei non mi deve dare una notizia di reato, lei mi deve rispondere su quella che è stata la sua attività o l'attività del suo ufficio da lei condotta. Lei dice dal agosto al settembre 1993 apprendemmo di questa vicinanza, io lo ribadisco, e io le chiedo qual è stata la sua attività e lei mi risponde abbiamo controllato una banca dati, abbiamo trovato che c'è un controllo, una relazione di servizio con certo Santo Battaglia da parte del Marsiglione. E poi mi dice, abbiamo controllato il numero telefonico, l'utenza del fratello Riccardo, io le chiedo, cosa avete scoperto? Mi risponde. Abbiamo scoperto, per quanto ci riguarda, che c'era un'associazione di delinquere da parte dei fratelli Marsiglioni finalizzata all'usura ed estorsione. Ecco, mi dica come avete fatto, che cosa è successo. Questa è una conclusione, capitano, per arrivare ad una... Ci sono delle intercettazioni telefoniche, ecco, del telefono del Marsiglione, dei fratelli Marsiglione, quindi prima di Riccardo e poi di Francesco, sì. dalle quali emerge che effettuavano prestiti e recupero crediti. Perfetto. E può indicarcele queste telefonate? Consulto un attimo. Certo, consulti. Sono intercettazioni di altro procedimento. Te la conservo. Non lo so, ancora un po'. Perché mi manca la pagina del... Ma è una telefonata intercorsa tra chi? Tra Marsiglione, Francesco e tale... Stiamo parlando di Marsiglione Riccardo, non di Francesco, stiamo parlando di Riccardo. Non ho tutta la CNR, non riesco a trovare, trovo solo uno straccio per riguardo la cattura di Ercolano. Ma lei sembrava così sicuro di avere quella telefonata? Non può essere non può essere che lei non... Avvocato. No, Presidente, mi faccia fare la domanda, poi fa l'opposizione.
Non era un'opposizione. Presidente, io mi permetto di stare in religioso silenzio quando ci sono i signori pubblici ministero che pongono domande, ed è giusto che sia così. Ritengo però che questo vada fatto in ragione di reciprocità. Ecco. Allora io chiedo, alla luce del mancato rinvenimento, lei non si sentirebbe anche di escludere che vi fossero telefonate di questo genere? Ma non ricordo gli estremi della telefonata esatta, che quando il signor Francesco partì per Desenzano appunto... Guardi che stiamo parlando dell'agosto 93, non dell'aprile o del marzo 1994. Io le ho chiesto che cosa faceste... Che sta aggiungendo adesso? No, io non sto aggiungendo perché altrimenti per la cortesia del signor Presidente possiamo risentire quello che... Ascolta, possiamo puntualizzare la domanda senza bisogno di ascoltare niente. La specifica. La specifica è quella di partenza, vale a dire, una volta che il Viola ebbe a dare una sorta di informazione nell'agosto-settembre 93, in che cosa ebbero a materializzarsi le indagini dell'ufficio del signor Capitano Spirito. E allora il signor Capitano Spirito mi sta rispondendo con una risposta che non nulla ha a che fare con la domanda, perché arriva a delle conclusioni e poi arriva addirittura ma c'è bisogno che lei faccia questi commenti, li farà nella sede opportuna. Però continua a fare le sue domande e si prenda le risposte che dà il testo, così come le dà. Mi scusi. Signor Presidente, io le chiedo scusa, ma la risposta ha un senso in quanto è in continuità con la domanda. Se io chiedo se oggi è mercoledì, si può dire che... Se questa è la risposta, dove va a parare lei? Presidente, ma vede che per me, ripeto, è importante ricostruire la verità, e allora se non la ricostruiamo con questi testi qualificati, allora di questo ci rendiamo conto tutti. Se ci si rende conto, Presidente. Scusi, Avvocato Marino, anche il test si rende conto di questo. Non lo so, questo io mi pare, dice, ha detto la parte della CNR che possa consultare per dare una risposta precisa a quello che mi chiede. Si deve affidare al ricordo, cosa le deve dire di più? Andiamo avanti. Direi. Vabbè, d'accordo. Allora, solo che a questo punto mi sembrerebbe scortesia, visto che l'interruzione c'è stata, un momentino solo per sapere quello che vuole il pubblico ministero. No, non l'avevo sentito. Era solo per ricordare, non voleva il pubblico ministero interrompere l'avvocato. Aveva detto poc'anzi il collega che quella parte di intercettazioni fa parte di un altro procedimento che il pubblico ministero non ha inteso inserire in questo procedimento. Ma ne tragga lei le conclusioni. Se l'avesse avuto, ne prendo atto. Se avesse avuto al seguito gli atti, il test avrebbe potuto rispondere alla domanda. Non ce l'ha, non lo ricorda. Risponde per quello che ricorda. E per quello che c'è nel processo. Allora, senta capitano, durante il periodo che va dal agosto-settembre 93 sino al 25 marzo 1994, vi adopraste a controllare movimenti, spostamenti del Marsiglione Francesco, oppure vi accontentaste solo di quella ricerca, quella banca dati di cui lei faceva riferimento? In soldoni, lei ha mai notato il Marsiglione Francesco che lei ha indicato come facente parte di eccetera, vicino, incontrantesi, frequentantesi con altre persone? E questo ovviamente lo chiedo per sua cognizione diretta o cognizione diretta del personale che lei dirigeva e che io posso recitarle: Prestigiacomo, Castiglione, Calvano, Guercio, Demma, Di Perna, Ternullo, Moschella, Guardo, Amalfi. Furono effettuati servizi di pedinamento, legge prima, cioè durante tutto il periodo? Dall'agosto-settembre sino al 25 marzo. Il suo pedinamento che fu effettuato fu quello appunto che portò alla cattura dell'Ercolano, cioè quando intorno a lui, quando effettivamente... Null'altro quindi venne fatto? A noi bastava questo controllo della banca dati per poter certo. Il telefono. Cioè sarebbe per voi il cosiddetto riscontro tecnico, no? Sì. Ecco, bravo. Allora, senta,
un'altra domanda. Quindi lei esclude, va bene, che il signor Marsiglione, per non averlo controllato, che si sia mai incontrato con altri personaggi indagati o comunque... Io per non averlo controllato non lo escludo. Beh, questo è un discorso tra pessimismo e ottimismo, no? Il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno. Vabbè, queste sono poi valutazioni che si farà la Corte. Un'ultimissima cosa, già è stato detto moltissimo sulle modalità di arresto in maniera assolutamente valente da parte dei colleghi che mi hanno preceduto. Volevo sapere, ma Desenzano sostanzialmente nel periodo di marzo, e quindi penso che sia vicino al periodo pasquale, era affollato sì o no? Dunque, diciamo che l'operazione, gli ultimi 2 giorni dell'operazione siamo a cavallo tra sabato e domenica, quindi il weekend. Certo. Nel nord usano passare il weekend sul lago e quindi il sabato sera soprattutto, momento in cui fu effettuato l'avvistamento e poi il pedinamento della zona pedonale di Desenzano, era molto affollato. Molto affollato. Affollato, e lei mi pare che abbia detto prima, quindi io le chiedo se lo ribadisca o meno, che vi è in quella zona una luce piuttosto soffusa, non... No, ho detto nel lungolago dalla parte pedonale, ci siamo sulla statale, la parte pedonale non è molto, non è ben illuminata. Nel momento in cui ci si immette dal lungolago nella zona pedonale, sì. È molto... Ecco, questo Lido International va a lambire la parte destinata ad Isola Pedonale o no? No, è sul lungolago. È sul lungolago. E quindi vi era visibilità, non vi era possibilità di errore, perché a quanto pare non vi era affollamento in quella zona, è così? In quella zona c'era un po' di traffico, essendo una statale, però... Cioè, ma le persone si riescono a distinguere, le luci non fanno sì che... Davanti all'albergo era illuminato. Era illuminato. Dopo no. Ecco, e allora diciamo che alle ore 20:10, mi riferisco alla vostra relazione di servizio, certamente si può dire che il Lido International è posto in zona assolutamente illuminata. Ecco, sicché se escono delle persone dall'albergo e vanno su questa strada, possono essere immediatamente riconosciute. Immediatamente, diciamo, è abbastanza illuminato, sì, potrebbero essere riconosciuti. Sicché se escono fuori delle persone che sono conosciute al vostro ovviamente indirizzo, voi siete nelle condizioni di poter ovviamente di già individuarne. Conosciamo bene i personaggi, come conoscevamo bene insomma la moglie, anche perché abbiamo fatto i servizi fotografici sotto casa, sotto il negozio, il tempo, eccetera, sì, sicuramente. E quindi mi domando e le domando, come mai, visto che dalla relazione sembra esserci una precisione quasi matematica, non avete immediatamente posto in essere quello che è un servizio definitivo? Voglio dire, non avete proceduto all'arresto? Ecco, per essere più... adottarlo subito, in quanto innanzitutto appena usciti dal cancello carraio, diciamo, dell'albergo, subito la zona diventa buia, quindi l'intervento doveva essere fatto. Scusi, io ho fatto una domanda precisa, ho detto prima se era buia o era illuminata, e lei mi ha detto in quella zona è illuminata. È illuminato, oh, no. L'ingresso, cioè il cancello, l'ingresso. Appena si svolta, cioè 2 metri fuori, è poco illuminato, quindi se intervento ci doveva essere effettuato nel giro massimo di 4-5 secondi, cosa che noi non potevamo fare. Infatti l'intervento è stato fatto il giorno dopo, di giorno, e all'ingresso di mattina. No, ma veda, non è questo il discorso sul quale io vorrei insistere. A me sembra dalla relazione una
ripeto, matematica precisione. Però poi dalle sue parole, che lei peraltro sta ribadendo, non mi pare che ci siano delle assolute certezze. Cioè io ho l'impressione che dalle sue parole venga fuori una sorta di dubbio in ordine alla individuazione di chi in effetti... Non possiamo andare avanti sempre con commenti su commenti. Lei formuli la domanda e alla domanda sarà data una risposta. È un'opposizione. Sarà imprecisa, sarà prete perché è imprecisa. Non è che possiamo andare avanti a forza di commenti, perché questo non è un controesame, è una serie di commenti che lei potrà riservare in qualunque fase vorrà prendere la parola, ma non certamente in sede di controesame. Che devo fare, Presidente? Prosegua. Posso andare? Ecco. Allora, le stavo dicendo, lei precedentemente ha detto il Lido International è posto in una zona assolutamente, ampiamente illuminata. È così o no? Ecco, ora lei mi dice che 2 metri dopo, scusi capitano, 2 metri dopo l'albergo non c'è più luce. Insomma, non se ho reso un'idea. No, L'ingresso non l'ho reso. dell'albergo è illuminato. L'ingresso dell'albergo è illuminato. Queste sono le mie testuali parole. Il lungolago, nella zona pedonale, purtroppo lei forse fa fatica perché non conosce com'è la zona, una volta appena superato l'ingresso per chi va a piedi, appena superato, marcato l'ingresso in uscita, la zona diventa poco illuminata. E voi dove eravate messi? Allora, noi eravamo messi Vediamo di girarci. nella parte, chiaramente non potevamo stazionare proprio di fronte. Quindi eravate oltre 2 metri, voglio dire, rispetto al cancello. Sì. Oltre 2 metri. Allora in una zona buia, è così? Sì. E quindi allora se eravate in una zona buia non eravate in condizione di individuare nessuno? O perlomeno con certezza. La conclusione, Avvocato Marino, la conclusione la riservi alla Corte, non al teste. La conclusione la deve riservare alla Corte. Ah sì, beh, la Corte già ne può trarre No, la la Corte conclusione. in questo momento, guardi che è piuttosto distratta, guardi. Onestamente. Se continuiamo così la Corte si distrae, non si può fare a meno. Lei E rimane sa soltanto il grande il suo rispetto che ho beneficio, nei suoi confronti, il controesame, però mi sembra che sia abbastanza attenta invece la Corte. Scusi se mi permetto di contento contraddire. lei, contenti tutti, io l'ho avvertito. La ringrazio. Quindi allora lei era oltre 2 metri e questo è il... Sì. E lei faceva parte del gruppo di avvistamento alle 20:10 davanti all'albergo oppure no? Ma per la verità, la sera prima c'era il gruppo di avvistamento, eravamo un po' sparsi sul lungolago, anche perché non sapevamo, una volta che erano usciti a piedi dal Lido International. No, scusi, capitano, era punto di avvistamento, personaggi ed interpreti. Tra i personaggi ed interpreti c'era lei o no? Non ricordo se io stavo nella macchina che stava proprio in diagonale o stavo a fianco, perché eravamo un pochettino, anche perché non sapevamo esattamente, non avevamo la certezza dell'orario eravamo in attesa, quindi eravamo un po' sparsi. Una squadra da 1 o 2 elementi era sulla passeggiata, agli altri stavano bene o male sul lungolago. Ma in attesa di che cosa? In attesa si uscisse. E quindi eravate preparati eventualmente? Eventualmente non sapevamo, potevano anche non uscire. Sì, ma dico, eravate preparati a che cosa voi? A constatare effettivamente l'identità delle persone e avere una maggiore certezza. Quindi allora sino alle ore 20:10 voi non avevate nessuna certezza? No, un attimo. Il Marsiglione era stato già identificato. Marsiglione era incensurato oppure no? Quindi poteva circolare liberamente? No, forse
No, non occorre che risponda perché la domanda non ha nessuna pertinenza, non è neanche una domanda. Le chiedo scusa, in effetti è stato così di getto. No, risponda pure a quello che... Praticamente noi eravamo Scusi. in attesa. A quale domanda? No, alla prima, a quella che io ho interrotto, per carità, infatti mi sono scusato per di questo. Cioè praticamente noi non sapevamo se e quando uscivano quella sera, come del resto non lo sapevamo nemmeno per la mattina successiva, cioè la mattina successiva sapevamo che avevano in animo di uscire perché c'era comunque verso le 9 iniziarono 2 telefonate per cui si sapeva che dovevamo uscire. Quella sera non sapevamo quando e se sarebbero usciti, quindi eravamo un pochettino a vedere cosa si poteva fare. Ma in ordine a che cosa? Cioè voi sapevate che... Sapevamo che c'era Marsiglione e Francesco sicuramente. Perfetto. Poi? E che quindi dovevamo comunque verificare la presenza delle altre persone. Che erano, visto che avevamo visto 3 macchine, dovevamo verificare chi erano le altre persone. Ecco, quindi le ripeto la domanda. Sino alle 20:10 del 25 marzo 1994 voi non sapevate chi fossero gli altri turisti in uno al signor Marsiglione. È così? Sì. Oh, perfetto. Ora le dico, lei quindi c'era o non c'era in quel gruppo di avvistamento? Sì, nel gruppo, diciamo, di avvistamento sul lungolago. E come mai nella relazione di servizio, a sua firma peraltro, lei non risulta tra le persone, quindi tra i militari, che fossero lì a notare l'uscita, la eventuale uscita del gruppo? Vi ho detto che eravamo, tranne 1 o 2 militari che erano nella passeggiata, diciamo, eravamo un po' tutti sul lungolago. Ma perché allora nella relazione di servizio lei non ha ritenuto di doversi automettere? Perché nel momento in cui uscirono furono i militari dell'avvistamento che erano diciamo nei pressi proprio dell'obiettivo, sempre sul lungolago, perché anch'io ero sul lungolago, a verificare chi erano i personaggi. Va bene, grazie. Presidente, posso? Presidente? Posso? Dovrebbe disattivare il microfono, Avvocato Marino, grazie. Avvocato Corcuruto. Grazie Presidente. Signor Capitano, lei poco fa ha riferito alla Corte che era notorio che i parenti di Santa Paola frequentavano la Super S. Sulla base di quali elementi ha affermato ciò? Intanto fu vista la moglie del Santa Paola e il figlio Vincenzo e inoltre la presenza di Ercolano Maria, oltre a essere notoria di la trasmissione di fax, il fatto che pubblicizzò i profumi della Templum sono penso dati oggettivi. Quante volte ha visto la moglie di Santa Paola e i figli di Santa Paola frequentare la Super S? Una volta, più di una volta, diverse volte? Più di una volta sicuramente. Sa riferire a quanti metri di distanza è l'abitazione di Santa Paola rispetto al Super S di via Sgroppillo? Alcune centinaia. 100, 200? No, a centinaia significa 200 oppure oltre? 200, 400, adesso non so esattamente. Lei si è mai recato a casa di Santa Paola? Non all'interno. Cioè, spieghi meglio. Prego? Non all'interno in che senso? Cioè, sono arrivato nei pressi. Quindi non ha mai... Non sono entrato. Non ha mai fatto perquisizioni o altre... No, personalmente no. Grazie. Io sono arrivato al numero che dopo poco ho preso la cattura del latitante. Cioè lei non è mai entrato a casa di Santa Paola? Grazie. Pubblico Ministero? Signor Presidente. Scusi Avvocato, prego Avvocato Rini.
Capitano, lei prima, domanda al PM, ha parlato dell'agenda ritrovata al signor Caponnetto. Oltre ai nominativi che ha fatto, vi erano altri nominativi nell'agenda? Sì, credo di sì. Ultima domanda. In riferimento a quella segnalazione che vi dava il signor Santapaola in un determinato abitazione o ufficio che sia, lei era presente al momento in cui entrò il signor Galea oppure le fu riferito dal carabiniere che era presente? Nessun'altra domanda, grazie. Presidente, una domanda però non come difensore di Arcidiacono. Io sostituisco oggi l'avvocato Nunzio Gangemi di Siracusa per Mangion, quindi se mi consente una domanda. Capitano, lei ha riferito che Mangion Giuseppe si occupò della ristrutturazione, mi pare, dei locali del deposito della Super S, mi pare di aver capito così. Dei locali di di via Sgropillo o del deposito? No, di via Sgropillo. E non ricordo se anche in un altro paio di locali neoacquisiti dei punti vendita, diciamo. Ci sa dire da quali indagini le è risultato questo? Ne è proprio sicuro? Che fosse proprio la ditta di Mangion Giuseppe a realizzare questa ristrutturazione? Furono dati a una ditta di Messina, la DEA, una sigla del genere, però effettivamente furono fatti dalla ditta Mangion. E appunto, capitano, io le avevo chiesto da quali atti di indagine le risultò questa circostanza. Ma adesso non ricordo quali atti. Non ricordo esattamente. Quindi se vuole può consultare gli atti a sua firma per vedere ci dovrebbe essere qualche allegato se le risulta. Se il Presidente l'autorizza. Non ricordo esattamente il tipo di allegato, dovrebbe essere l'allegato 29 del terzo volume degli allegati. Sì, ma ci spieghi quindi, visto che l'ho consultato. Quindi non ricorda, come non ne ha memoria. Non ne ho memoria. Grazie. Domande? Se me la consente Marino, recupera. Una sola, avvocato. Un paio, due. Che il test, insomma, penso che sia molto più stanco di noi. Una domanda di ordine generale alla quale il signor Capitano risponderà con molta tranquillità, penso che ricorderà abbastanza bene. Perché si possa avere un portopistola occorrono delle condizioni soggettive e oggettive particolari oppure il portopistola viene dato così a semplice richiesta senza che vi siano delle informative da parte di carabinieri laddove c'è la stazione dei carabinieri o del commissariato? In grado di rispondere. Non è in grado di rispondere, Presidente? Lui? No, ho detto se è in grado di rispondere. Se è in grado di rispondere, sì. Sì, in grado. Ci sono delle circolari interne del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa che indicano alcuni parametri. Può esplicarli alla Corte? Consideriamo che ci sono giudici laici, ecco perché lo dico, insomma, possono... Sì, ci sono alcuni presupposti che vengono indicati, alcuni parametri. Ecco, soggettivamente chi richiede un'autorizzazione di questo genere come deve essere? Può essere un pregiudicato? No. Può essere chi... Non devi avere
può essere un indagato o un sospettato. Sostanzialmente il sospettato voglio dire, non è un dato di fatto, perché purtroppo è un provvedimento, è un rilascio amministrativo, il sospettato è sospettato, certo. Non ha niente di oggettivamente riscontrato, per cui non... Perfetto. Mi dica, quando in pratica viene dato il parere da parte delle stazioni dei Carabinieri, questi pareri vengono dati così, sul piano discrezionale della simpatia o dell'antipatia, oppure prima di trasmettere la propria informativa al prefetto viene fatta una qualche ricerca sul soggetto al quale, il quale richiede un'arma, il porto di un'arma? Sostanzialmente viene fatta un'indagine, è chiaro che ci sono degli oggettivi ostacoli alle indagini, dipende dal tipo di... Quali possono essere queste? Quale le viene in mente? Se per esempio, mi viene in mente subito, se per esempio la stazione Carabinieri di Roma San Pietro con 200.000 abitanti deve fare un'informativa su Esposito Luigi che non ha precedenti, sarà un'informativa comunque positiva. Se la deve fare la stazione di Gravina di Catania o di Mister Bianco, per esempio, sono due stazioni piccole? Sono stazioni molto popolate, mentre se la deve fare la stazione di Gran Michele sono poche persone, chiaramente sarà una cosa molto più facile, non è che come l'amministrazione conosce singolarmente tutti gli abitanti della zona. Senta, nel periodo di sua attenzione in ordine al signor Marsiglione Francesco, quindi dall'agosto-settembre 93 al 25 marzo 1994, lei ha potuto constatare, ha potuto conoscere se il signor Marsiglione Francesco fosse stato in quel periodo quindi possessore di licenza di porto pistola? Non ricordo. La ringrazio. Pubblico Ministero. Presidente, scusi, una precisazione, Presidente. Scusi, una precisazione soltanto. Una precisazione. Scusi, signor Capitano. Avvocato Corpuluto. Lei ha visto personalmente la moglie e i figli di Santa Paola frequentare la Super S o lo dice perché lei è stato riferito da altre persone? Da altri... Non l'ho visto io personalmente. Quindi lo dice perché le è stato riferito? Perché risultano nelle indagini. Però lei personalmente non li ha visti? No, personalmente no. Grazie. Avvocato Catania. Presidente, in che senso Maria Ercolano gestiva la Super S? Da quali elementi ha tratto questo giudizio? Risulta aver trasmesso un fax alla GESPAC a Roma dagli uffici commerciali della Super S. Inoltre aver offerto in vendita promozionale all'interno della Super S i prodotti della profumeria della moglie del Colano Alto. In questo senso, secondo lei Maria Ercolano gestiva la Super S? Domande? Sì, certo, Presidente. No, per carità, fermi. Io ho un'altra domanda devo fare. Senta, quando avete effettuato gli accertamenti presso la Liga Publicitas del cosiddetto avvocato Licciardello, eravate in abiti civili o in uniforme? In abiti simulati. Non so se c'era... Scusi, aspetti. Abiti simulati che è una terza possibilità fra abiti civili e uniforme? No, gli abiti civili in senso tecnico nostro. Ecco, in abiti civili. Io le devo contestare che lei nel rapporto di cui al 9 febbraio... No, ho precisato, lei mi ha fatto se c'era appunto informato, ho detto non ricordo. Stavo continuando a dire il mio reparto è un reparto che agisce esclusivamente in borghesi, non ricordo se c'era qualche altro reparto. Altra domanda? Sì, Presidente. Allora dico, io così per sollecitare i suoi ricordi, a pagina 51 di quel rapporto è scritto che c'erano dei carabinieri in uniforme. Lei vuole... Evidentemente se lo scrivo
Senta, i carabinieri in uniforme solitamente come arrivano? Con macchine di servizio o con altro tipo di macchine? Ricordo che in quel particolare caso l'operazione fu creata in pochi secondi, anche perché la telefonata annunciava la presenza del latitante all'interno della riga Publicitas, quindi probabilmente qualcuno in divisa sarà entrato su qualche macchina civile, sicuramente, su macchina civile. E esclude che ci fossero macchine, diciamo... Non posso escluderlo, nel senso che, tra l'altro, tengo a precisare, l'ho già detto prima, nell'intervento ci può essere stata qualche autovettura militare sotto, però poi effettuato l'intervento le autovetture militari vanno via perché dopo il primo intervento procede il gruppo operativo, per cui lasciano la zona e rivengono a normale servizio, se non c'è una necessità di stare in zona. Senta, lei è certo che il carabiniere che non era in divisa si presentò poi, carabiniere non in divisa che avrebbe incontrato il Galea, si presentò allo stesso Galea come carabiniere? Successivamente sì. Successivamente cosa intende dire? Signor Presidente, mi scusi, quale difensore di Galea c'è opposizione alla domanda? Bisogna sottolineare una cosa. Allora, non voglio essere più realista del re, rinuncio alla domanda. Rispetto io dico, ho interesse alla vicenda, perché ecco, questo che sia chiaro, non volevo sostituirmi al difensore, dico c'è il Ercolano in questa vicenda e a me interessa solo in questo senso, però per carità passo ad altra, vedo di puntualizzare meglio la domanda in modo da evitare l'opposizione del collega. Insomma, secondo lei questa sorpresa di cui parlate, intanto dico valuteremo poi il senso, come si può parlare di sorpresa, in che momento avviene? In che senso di momento avviene? Vabbè, rinuncio a questa parte dell'esame, Presidente, rinuncio, basta, non ho altre domande da porre. Pubblico Ministero. Capitano, i carabinieri o altra forza di polizia, le chiedo, sono stati i carabinieri o altra forza di polizia a svolgere l'attività investigativa di riscontro alle dichiarazioni di Viola Francesco? I carabinieri. Ha partecipato lei agli interrogatori che svolgeva il pubblico ministero? Sì. Ricorda se Viola Francesco all'epoca della sua collaborazione era detenuto o libero? Libero era. Ricorda dove sono avvenuti gli interrogatori? Nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi presso in due posti sostanzialmente, la compagnia carabinieri di Taormina e il servizio centrale. Lei sa dire per quale provvedimento cautelare Ercolano Aldo era latitante? O quantomeno il più importante dei provvedimenti per i quali era latitante? Le chiedo scusa, Presidente. Il più importante come il numero di imputati. Perfetto. Per quale tipo di operazione? Orsa Maggiore, credo che lui era. Ricorda quando furono eseguiti i provvedimenti cautelari di Orsa Maggiore? Eseguiti e ovviamente l'Ercolano si sottrasse all'esecuzione. Non ricordo la data nel periodo. Il periodo non lo ricordo.
so se era 93 o 94. La cattura di Ercolano quando risale esattamente? Al 94. Al 94. L'operazione Orsa Maggiore è precedente? Precedente sicuramente. Di quanti? Un annetto credo, so più o meno come... E di meno. Un anno e mezzo. Ricorda se Arcidiacono Francesco fosse o meno inserito tra i destinatari del provvedimento restrittivo? Sì. Sì, era inserito. Non ho altre domande. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Capitano, grazie. Chi nomina come sostituto? Dobbiamo fare? Ci sono altri testimoni, signore, che sono qui da stamattina alle 9:30. Noi sì, per loro non lo so. Signor Presidente. E comunque stamattina alle 10 non c'erano tutti gli imputati, questo è certo. Minuti di pausa, soltanto 5. Prego. Io prima dei 5 minuti richiesti ai quali mi associo. Non ho capito. È una pausa fumatori questo. No, vorrei sapere, scusate un momento, prima vorrei sapere se si tratta di testimonianze che richiederanno molto tempo oppure di cose di breve momento. Signor Presidente, mi permetto di nominare sostituto processuale l'Avvocato Marchesi. Grazie. Vi auguro buona continuazione. Allora facciamo 5 minuti di pausa e riprendiamo. Non vedo il pubblico ministero. L'organo si è ricomposto. Motus velocior in termine mi pare che era là. Speriamo. Una volta così si dice. Sì. Ranno Giuseppe. Mi scusi, il sovrintendente che cosa c'è? Netto? Un netto. Non c'è niente. Buonasera, si accomodi. Sì, si siede. Buonasera, lei è il signor? Ispettore capo Netto Gioacchino. E di anni? 31. E dove presta servizio, ispettore? Presso il Commissario della Polizia di Stato di Acireale. Risponda alle domande del pubblico ministero parlando più vicino al microfono. Deve giurare, giuramento. La formula del giuramento, per favore, sì, se gliela vuole dare. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Ispettore, lei ha svolto indagini con riferimento all'incendio, comunque all'attentato nei confronti della standa di Piazza Cavour? Per essere sincero, io in quel periodo prestavo servizio presso l'attenzione anti-estorsione della squadra mobile.
Comunque in questo momento non ricordo in particolare che tipo di indagine ho svolto, se è possibile vedere gli atti. Lei ha redatto... Sì. No, non è affidabile. Cioè, in effetti lei ha raccolto soltanto delle deposizioni con riferimento, il problema il tema è quello della proprietà dei locali di Piazza Cavour in cui aveva sede la Standa. Sì. Ecco, ricorda un po' se sono state fatte indagini con riferimento ai proprietari del... No, non lo ricordo, comunque posso dire una cosa, all'epoca feci qualche verbale, forse anche qualche relazione di servizio interna, però di tutto si occupò il capo ufficio, che all'epoca era l'ispettore Lizio. Io non seguì le indagini direttamente, in maniera approfondita, cioè ricordo molto vagamente quello che feci. Presidente, a questo punto rinunciamo, anche perché non ha redatto alcun atto specifico, quindi non può consultare atti. Grazie. Può andare, ispettore, grazie. Grazie. Si accomodi. Buonasera. Le sue generalità, per favore. Ferrando Giuseppe, nato a Catania il 19 aprile 1949. Vuole leggere la formula del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, per favore. Che attività svolge, signor Ranno? Come, scusi, non ho... Che attività svolge? Attualmente sono dipendente di un'azienda e mi occupo di personale. Ci può dire qual è l'azienda? SGS Thompson. Da che epoca lavora presso questa azienda? Dall'89. Prima vi ha lavorato? Avevo lavorato anche presso questa azienda. Sin da quando, signor Ranno? Dal 74 all'88, poi dal fine agosto-settembre 88 al marzo 89 sono stato dipendente della Standa. Dall'aprile dell'89 sono rientrato presso la SGS Thompson. Lei, signor Ranno, che qualifica aveva allorché fu assunto dalla Standa SPA? Quadro. Come? Quadro. Un impiegato di un livello superiore. Giusto per capirlo. Com'è, scusi? Era dirigente? No. Allora si chiama proprio quadro, è un inquadramento, è l'ultimo livello da impiegato. E quali erano le sue funzioni specifiche? Dovevo essere responsabile del personale per la Sicilia. Lo stipendio che percepiva presso l'ATES era
inferiore dello stesso importo o superiore a quello che ha percepito? No, era un po' inferiore. Può spiegare alla Corte quali sono le ragioni che l'hanno indotta a dimettersi, mi sembra, dal gruppo Standa SpA? Sì, motivi di delusione rispetto a quello che era stato il motivo che mi aveva spinto a prendere quell'incarico e al piano concordato con il direttore del personale che risiedeva a Milano, poi nei fatti non si è dimostrato tale. Non ho mai preso quella funzione che mi era stata detta verbalmente. Qual era l'incarico che invece le fu dato in effetti? Ma un po' di seguire la parte sindacale, e non solo perché era limitato il ruolo, ma io ho speso diversi mesi a Milano per avere un indirizzamento su quello che dovevo fare, sulla funzione del personale che bisognava costituire in Sicilia, e poi in effetti presente a Catania sono stato solo un paio di mesi e dovevo sostituire una persona che poi in effetti non ho mai sostituito perché l'hanno mantenuta nel ruolo. Lei venne mai incaricato, o comunque le si prospettò questa possibilità di occuparsi del settore affiliazioni Standa? E alla fine, prima di andare via, mi hanno dato poi questa inspiegabile possibilità di funzione. C'è un settore commerciale che non era mio, probabilmente il motivo era perché non c'era una buona sintonia con il responsabile funzionale delle parti sindacali, con un discorso di simpatia e di antipatia. Lei, signor Anno, in quell'arco temporale in cui ha lavorato per il gruppo Standa SpA, ebbe mai a subire minacce? No, tranne qualche telefonata banale. Cioè di che tenore? Di ritornarmene da dove ero venuto, di un insulto spicciolo, ecco. Era sempre lo stesso interlocutore? Ma non glielo saprei dire perché gli episodi sono stati non tanti, ma un numero limitato, ma un po' distanti nel tempo. Perché, ripeto, parecchio del tempo l'ho passato a Milano, le sporadiche volte che sono stato qui a Catania, tra l'altro non avevo neanche un ufficio, stavo momentaneamente, ecco, anche lì l'aspetto era quello di non avere neanche un ufficio a disposizione. Ecco. Le minacce o comunque il contenuto delle telefonate ricevute di cui parlava erano rivolte alla sua persona? Sì, sì. Erano rivolte anche a suoi familiari? No. Ricorda se le persone che ebbero a fare le telefonate avevano una inflessione particolare nella voce? Non ricordo con precisione. Poteva essere, non lo so, quasi un accento palermitano, ma non saprei definire con certezza. Comunque c'era una cadenza dialettale siciliana? C'era una cadenza dialettale, sì. Lei riesce a collocare nel tempo, mi rendo conto che è passato parecchio tempo, nell'arco temporale in cui ha lavorato presso la Standa SpA, il momento in cui, cioè se all'inizio o a metà o alla fine del periodo in cui ebbe a lavorare per la Standa SpA?
si colloca questa vicenda delle telefonate? Sì, si colloca nel periodo in cui sono stato temporaneamente a Palermo e nel periodo in cui sono stato un po' a Catania, quindi nella fase finale di questo discorso. Lei diceva di non avere una sede specifica come ufficio? No, anche questo era molto strano. Cioè non aveva una sede logistica di riferimento lei? No, ero temporaneamente parcheggiato in Viale 20 Settembre, in una scrivania che non era neanche mia. E questo qua non mi rendeva le cose facili, tra l'altro appunto mi demotivava da quello che doveva essere una certa funzione. Ho finito, Presidente. Solo una domanda, Presidente. Quando si dimise dalla Standa? Sono qui sul dottore Ragni. Qui. In che data si è dimesso dalla Standa? Marzo del'89. Non ho altre domande. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore, grazie. Buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Di Gregorio Luigi. Il luogo e data di nascita, per favore. Nato a Bari, 1143, residente a Catania, via Pietro Novelli 16. Se ci vuole leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza, per favore. Colpevole della responsabilità. No, scusi, consapevole. Chiedo scusa. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Lei ha lavorato alle dipendenze della Standa? Ci lavoro a tuttora. Con che compiti? Sono responsabile della Standa di Piazza Cavour. Ricorda se la Standa di Piazza Cavour ebbe a subire anni fa un'azione di intimidazione, un attentato, qualcosa di simile? Guardi, ricordo che 5 anni fa ci fu un tentato incendio. Ecco, vogliamo un po' ricordare questo episodio per come l'ha vissuto lei, per come ne è stato testimone? Guardi, di quello che posso ricordare, mi sembra che sia stata di domenica e io ero a casa, abitavo allora sopra alla stessa Piazza Cavour, sopra alla Standa, e quindi sentendo che passavano sirene, sentendo il rumore, mi sono affacciato e mi sono precipitato giù in filiale. E questo fuoco, questo tentativo di incendio, dove aveva avuto inizio? Era in via Bertuccio, proprio alla porta attigua dell'ingresso, ingresso merci. Non ho altre domande. Se l'epoca esatta? Non ho capito. Ricorda l'epoca di questo? Guarda, se la memoria è stato il 21-22 di gennaio del 91 o 90, non posso per... Ricorda se in precedenza vi era stato un altro incendio che riguardava la Standa di via Etnea? Ma in via Etnea c'è stato un paio di giorni prima, mi sembra che oggi faccia 5 anni. Va bene, grazie. Prego. Domande? Sì, signor Presidente, una domanda.
Signor Di Gregorio, le risulta se successivamente agli incendi delle filiali del 1990 vi siano stati dei mutamenti di ditte fornitrici delle filiali? No. Senta, un'altra domanda. Le risulta se tra le ditte fornitrici delle filiali Standa vi fosse la Matura, la Male o la Rescovo? No. Nessun'altra domanda, grazie. Avvocato Catania? Sì, Presidente, una sola domanda. Ha ricevuto telefonate o lettere estorsive nel periodo antecedente o successivo all'incendio? No, niente. Grazie. Pubblico Ministero? Possiamo licenziare il testo e può andare, signor Di Gregorio, grazie, buonasera. E l'udienza è sospesa sino a domani mattina ore 10. C'è una sospensione. Signori, buonasera e grazie.